Fan solo a 5. E un paio a 5 Paio a o 5. 8, anche perché c'è più soddisfazione. Esca, Poi te volevo domandare, tornando sempre quando suonava con due campane, con le mani, sì. fino a che età ha suonato più o meno così? Dunque, guardi, a 2 prima della guerra, perché dopo 2 non ci sono Sì, stati più. più. Anche a San Rocco, quella chiesina che ha messo su quella statua in bronzo lì, Erano due in lì. agosto, ecco. Ce n'erano 2 prima della guerra. Cioè sono state tolte quei 2 lì per farne 5 nel 1927, avevo 5 anni. E lì suonavano... Ma quello non mi ricordo, No, non si ricorda se Sì, suonavano... non mi ricordo quando no, 5 anni. Suonavano, anzi, non erano intonate, una grossa e una piuttosto piccola. Sono state campane vecchie senza fallo. Hanno preso quelle, le hanno fuse, ne hanno rimesse, cioè altro bronzo, ne hanno fatto 5 del 27. Li hanno presi del 43 e li hanno rimesse del 46, però un po' più grosse. Quelle altre erano un La, queste un La bemolle, quelle che ci sono adesso, un La bemolle. Queste qua invece sono state messe del 75, 875, queste di San Martino qua. E sono quante? Sono 5 in Sol. Prima ce n'erano su quante? Sempre 5, sempre queste 5. Cioè, mi hanno detto che prima c'era, come calcolare 110 anni fa, mi hanno detto che erano 2 anche lassù, ma nessuno si ricorda più. Però sono state messe del 75, c'è sulla data, sulla data. Non c'era pericolo quando si suonava di picchiare via le dita? No, perché dato che il battacchio sa come viene giù così, poi si ingrossa, no? Poi torna ancora a venire piccolo. Allora si prende sotto, si prende sotto. Lì dove adesso li attaccano, che c'è il buco, che c'è il rampino, che c'è, ecco, lì si prendevano in mano. Lì si può, non si può, perché dopo la campana fa così, va a zero, no? Sì, no. Non si può far male. Comunque l'importante era che erano vicine, cioè... Anzi, li mettevano vicini. Apposta. Apposta perché lo sapevano anche loro, se si vuole suonare l'allegrezza bisogna mettere vicino. Più c'era queste che io mi ricordo, le castellature, tutte in legno. Tutte in legno. E sopra, per dare il contropeso, c'era la pietra di Sarnico, o 50 kg o 100 kg, in base alla campana. E quelle sono state prese 30 o 40 anni fa. E per suonare con le mani bisognava lo stesso bloccare la campana? Sì, sempre. No, quelli lì a 2. No, li lasciavamo liberi. Tante volte facevano un po' così, ma non c'era niente. Proprio loro non pensavano all'allegrezza, quelli che mettevano, pensavano solo alla distesa. Dopo l'allegrezza si facevano così, proprio... Allora erano bloccate? No, non erano bloccate. Comunque a 2 era chiamato suonare all'allegrezza? Suonando a 2 così, come si chiamava? Sempre allegrezza come essere 10. Da 2 a 10 basta che da 2 a 10 sempre quella parola, sempre allegrezza, perché allegrezza anche a 2, va bene? Cioè allegrezza non vengono in piedi a distesa. Ecco, era quello. Io li ho suonati diverse volte, a 2 a 3, però a 3, come torno a ripetere, già c'è la tastierina. Era una tastierina fatta proprio, è qua ancora anche adesso, l'ha fatta uno del paese qua. L'ha fatta il vapore, lì lui aveva passione, no? Li ha comprate lui con le 3 campane, lì a Milano dalla Varigozzi. Ecco il motivo che adesso quei 2 che ci sono su, sono di Crema, quelli altri sono di Milano, non è una malgatura proprio... No, si sentono che sono differenti. No, bisognava prendere giù tutto. No, loro volevano prendere giù tutto, però ancora da quella ditta, ma la ditta non c'era più la Varigozzi. Allora abbiamo lasciati su e ha fatto una spesa di 3,5 milioni, hanno fatto la tastiera a 5, tastiera nuova. La settimana avventura andrò là a suonare perché, la settimana avventura perché fanno la festa l'11 febbraio, la festa della Madonna di Lourdes. Se verrebbe sulla sera, perché la sera fanno anche un po' di processione e dura 10 minuti e un quarto d'ora. Io sono all'allegrezza intanto che fanno il giro. Io vengo solo a registrare. La sera, proprio l'11 che giorno sarebbe? Anche le 9 lunedì, 10 martedì, 11 mercoledì. Ecco, mercoledì sera. Sì, la fanno sulle ore 20, le 8. C'è sulla corrente? Sì, la corrente c'è su la luce fino sul posto, però se non c'è
è un campanile di 12 metri, si prende un po' di filo lì abbasso se non c'è su, perché non so se, no, ma so che mettono anche c'è su anche il microfono, no? Perché delle volte mettono la cantata di Lourdes, no? No, ma ci deve essere. E suona 10 minuti? No, si può suonare anche dopo, quando è finita la funzione, poi anche prima, perché prima suonano come una specie di vespro, no? Lì sono le 5 campane più piccole della Valgandino. Calcoli lei che è 105 kg la grossa. L'ultima è 29 kg e mezzo. Sì, una cosina così, 29 kg e mezzo, che sarebbe la quinta campana. La quarta è 42 kg, quelli due nuove che ha messo adesso. La terza è 60 kg, la seconda 80, la prima 105. È il concertino più piccolo che si è qua in Vallata. No, vengo su, che ora va su? Erano poi 2, poi 3, poi 5. Andiamo su verso le 8. Lei viene qua, io lo aspetto lì fuori. A 2, c'è poco da far su, No, se ne ricorda ancora una o... faccio ancora una un po', se ci arrivo a variarla un pochino, perché con 2 si fa poco. Ecco. Ecco, qua sono un po' più grosse, ma sono ancora uguali, insomma. Sì, chi ho sentito a me da Cecci. Questa è l'introduzione? Sì, l'introduzione.
questa è la più svelta questa. No, 5 ce ne so proprio una trentina, ce li so 5. Vecchie, anche inventate da me ultimamente, ma ci sono suonate che hanno anche 50-60 anni a 5. Lo stesso a 8. Ce ne saprò più di 30 anche a 8. Mie e sentite da altri. E si ricordano tra loro? Sempre a 2? Sì, mi ricordo. Però la falla sempre che so che. Com'è A 2 campane. Un'altra. Un'altra ancora 2, sì.
Per esempio giù a Nembro, a San Nicola, ce ne sono su 3. Ce ne sono ancora da 3. Le mie di Cagliansea sono rari, però ne sono. No, perché così facendo si riesce a trovare quali sono le suonatori vecchie. Io sento dagli altri campanari, proprio anche chi più vecchi, dicevano la difficoltà sta a suonare a 2 e a 3, dopo difficoltà non ce ne sono più. No, perché è proprio così, sì, perché bisogna rimanere lì non si può allargarsi. Per forza, le note sono quelle. Sì, allora la variazione anche a farla è sempre minima perché non ci sono le note. È tutta lì la storia. È tutto sul ritmo. Ecco sul ritmo. Bisogna cambiare il tempo, se no sono sempre quelle. Chiaro. Non ne faccio ancora. Comunque a 3 non c'erano le campanine per studiare quelle a 3. No, bisognava proprio, cioè, farli loro. Come si fa? No, non c'erano altri sistemi per imparare a 3 senza usare le campanine? No, non c'erano, bisognava proprio, cioè non suonavano nemmeno nelle campanine a 3, andavano immediatamente sul campanile e lì li improvvisavano. Bisognava improvvisarle quelle lì, invece a 5 ci sono già fatte, è tutta un'altra cosa. Ma a 3 bisognava improvvisarle, qualunque che andava su faceva una cosa improvvisata. Sì. Quello che mi veniva in mente nelle orecchie allora li faceva, e per forza perché sono troppo pochi. Allora faccio così anch'io adesso, quello che mi viene fuori dall'orecchio perché sono troppo pochi. Allora, certo, bisogna sempre ascoltare gli anziani per... Sì, per forza. Dopo si può fare qualche variazione, sì. Ma è sempre una variazione che se ne accorge sì e no, ne accorge sul tempo. Perché sono una dopo... Ne piace una magari svelta o una lenta? No, lenta, lenta. Facile scriverla. Lenta, Forse a Pegretto fa lì... Però tu me la capo, Da capo? Sì.